Buongiorno e buon lunedì 16 novembre a tutti. Oggi è il terzo appuntamento di Sardegna in Camera con la presentazione delle Camere di Commercio italiane all'estero che hanno, dato conferma per il loro supporto per quanto riguarda la promozione delle aziende sarde nel mondo. Intanto ricordo che dopo Spagna e Repubblica Ceca oggi abbiamo graditissimo ospite Malesia, un mercato abbastanza sconosciuto a tanti, oggi lo scopriremo un po' meglio. E volevo ringraziare per questi appuntamenti la Regione Autonoma attraverso l'assessorato al turismo e al commercio che ha patrocinato logicamente l'iniziativa, poi soprattutto ringraziare le tante aziende che già fanno parte dell'associazione Sardegna Rosso Blu che hanno comunque mostrato interesse a questa possibilità di esportazione dei loro prodotti o di promozione turistica. Intanto chiamo subito Enrico Giuntelli. Eccolo qua, Enrico. Buongiorno a tutti, buongiorno Alessandro e grazie per averci permesso di essere qui oggi, parlare un po' della Malesia alle aziende sarde. Spero che mi sentiate tutti bene, che non ci siano problemi di connessione. Ti senti perfettamente. Bene, bene. Quindi io ho preparato una presentazione su di noi e poi sulla Malesia, diciamo le opportunità che offre. Quando voi sono pronto. Cioè, intanto volevo precisare che tu sei sardo, giusto? Sì, sono di Cagliari, sì, sono nato e cresciuto a Cagliari. E in Malesia da 3 anni. Perfetto. Diciamo anche questo che è importante. Abbiamo un cagliaritano comunque alla Camera di Commercio Italiana della Malesia. Per noi è motivo di orgoglio, ma poi soprattutto è uno stimolo in più per portare i prodotti sardi lì da voi. Poi cercheremo eventualmente di capire che prodotti, come, che fattibilità c'è, questo lo studiamo nell'arco di questi 15-20 minuti che abbiamo. Intanto sì, io direi se vuoi partiamo subito, ti metto subito la presentazione a tua disposizione, così puoi tranquillamente parlare e conosciamo un po' quelli che sono i servizi della Camera di Commercio Italiana all'estero. Perfetto, grazie Alessandro. Io parlerò di 3 temi molto brevemente. Innanzitutto chi siamo, poi parlerò un po' dei nostri servizi, quelli che offriamo alle aziende italiane che vogliono fare business in Malesia e poi concluderò con alcune informazioni sul mercato. Per iniziare, siamo un'organizzazione no profit con sede a Kuala Lumpur, che è la capitale della Malesia. Questa è una foto che è stata scattata l'anno scorso durante l'assemblea generale questi sono i membri del comitato, c'è anche l'ambasciatore italiano, c'è il direttore dell'Italian Trade Agency. Come potete vedere siamo un gruppo abbastanza folto. La nostra missione è appunto quella di supportare le aziende italiane in Malesia, sia quelle già presenti in Malesia, sia quelle che vogliono invece entrare nel mercato malese. Quindi promuoviamo il Made in Italy nel paese e ad oggi abbiamo oltre 100 membri attivi, tra cui anche alcune grandi aziende italiane, come potete vedere in questa slide, Fassi, ST Microelectronics, Leonardo, SCM, Termotecnica Pericoli, Maccaferri, Saipem, che immagino sia abbastanza conosciuta, Mertecnimont e Savino del Bene. Oltre ovviamente anche a Ferrero, Unigra, un'altra azienda di alimentari, FIF, Generali, Marelli Motori e poi Naza Group of Companies, che è un conglomerato locale che è l'importatore ufficiale di Ferrari, Maserati e Ducati. Noi operiamo ovviamente in partnership con varie istituzioni, sia italiane che locali, come ovviamente l'Ambasciata d'Italia a Kuala Lumpur, l'Italian Trade Agency, la Camera di Commercio dell'Unione Europea in Malesia, e invece nella riga sotto ci sono alcune agenzie governative malesi, Malaysia Investment Development Authority, Invest Selangor, che è lo stato più sviluppato economicamente della Malesia, quello in cui è situato Kuala Lumpur, Invest Kuala Lumpur, che è invece un'altra agenzia governativa dedicata agli investimenti nella capitale, e l'MDEC, che è la Malaysia Digital Economy Corporation, che invece è predisposta a spingere la trasformazione digitale del paese. Quindi, grazie a questi partner e non solo, offriamo tutta una serie di servizi alle aziende italiane che sono interessate sia a investire che anche ad aprire canali commerciali con la Malesia. Quindi qua passo adesso alla seconda parte della mia presentazione, in cui parlo dei nostri servizi. Queste sono le nostre competenze chiave. Siamo una soluzione one stop,
ossia forniamo una gamma di servizi alle imprese in collaborazione con il nostro network di fornitori di servizi. Quindi qualunque azienda italiana che è interessata a operare in Malesia, tramite noi può avere accesso a tutti i servizi necessari per poter operare in Malesia. Abbiamo un network molto forte che abbiamo sviluppato in 5 anni di attività, sia istituzionale che commerciale, quindi la nostra presenza in loco è molto importante, ci permette appunto di avere un vantaggio competitivo e di poter aiutare le aziende italiane. Inoltre noi abbiamo un approccio tailor-made, ossia customizzato. Noi customizziamo i nostri servizi per fornire soluzioni in base alle esigenze specifiche dei nostri clienti. E infine, appunto, la nostra presenza in loco ci permette di ricevere tempestivamente e condividere notizie e informazioni rilevanti grazie appunto alla nostra presenza qua. I nostri servizi possono essere suddivisi in servizi per il commercio e servizi per gli investimenti. Per quanto riguarda il commercio, offriamo servizi di analisi di mercato, business report, matching B2B o assistenza doganale. I settori principali di interesse dell'industria italiana in Malesia sono il fashion, l'arredamento, il food and beverage, tutto ciò che riguarda cosmetica, farmaceutica, strumenti medicali e anche macchinari e attrezzature industriali. Per quanto riguarda invece gli investimenti, offriamo servizi che vanno dall'incorporazione di una società, la protezione delle proprietà intellettuali, consulenza strategica e anche consulenza per le risorse umane, ma comunque in generale siamo in grado di guidare e assistere le imprese italiane in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione per lo stabilimento di una presenza permanente in Malesia. Diciamo, le tipologie di entità che possono essere costituite in Malesia variano dall'ufficio di rappresentanza regionale all'ufficio di vendita con magazzino, stabilimento produttivo, anche attività di ricerca e sviluppo, oppure l'incorporazione di start-up tecnologiche. Quindi questa è la prima parte. Adesso lascio di nuovo la parola ad Alessandro prima di parlare della Malesia. Sei mutato, Alessandro. Chiuso. Scusatemi, avevo il microfono chiuso, eccomi qua. Allora, grazie Enrico perché hai detto delle cose importanti che in tutte le puntate, anche con la Camera di Commercio Italiana in Spagna e in Repubblica Ceca, abbiamo voluto evidenziare, cioè la figura della Camera di Commercio in questo caso nel progetto che noi stiamo portando avanti per la promozione. Abbiamo ritenuto fondamentale appoggiarci alle Camere di Commercio Italiane all'estero perché riteniamo che sia un lavoro intanto che va curato nei minimi dettagli e con la massima conoscenza, quindi bisogna stare sul posto, bisogna comunque avere rapporti diretti con i potenziali buyer. Quindi per noi la Camera di Commercio è assolutamente un partner imprescindibile perché per quanto riguarda normalmente la promozione eravamo abituati alle classiche fiere dove si andava alle fiere, si contattavano 30-40 potenziali buyer. Diciamo che normalmente si rientrava dalla fiera con un pugno di mosche perché è difficilissimo chiudere contratti commerciali, soprattutto se non si conoscono, diciamo, le zone, le abitudini e le situazioni, soprattutto in questo caso Malesia, che per noi è abbastanza sconosciuto. Quindi a maggior ragione abbiamo bisogno... Soprattutto i mercati lontani come la Malesia, ma in generale i mercati asiatici hanno appunto il problema della distanza e il problema della difficoltà nel chiudere contratti in termini di tempistiche. Ovviamente non si può pensare di andare a partecipare a una fiera 3 giorni e chiudere contratti. Sono processi lunghi e appunto la presenza in loco nostra può dare supporto in questo senso quando appunto le negoziazioni si prolungano. Infatti noi in generale consigliamo sempre di pensare a una presenza fissa dell'azienda in Asia, può essere anche presenza in un paese con la quale poi si gestiscono tutti i paesi limitrofi, però comunque una presenza fissa che può essere anche esternalizzata e data in mano alla Camera di Commercio è sicuramente un vantaggio quando si vuol fare business in questi paesi. Esatto, io volevo proprio parlare di questo, al di là della difficoltà proprio della lontananza
proprio dalla conoscenza del mercato. Io ho avuto modo, insomma, sto parlando un po' con diverse camere, un po' in tutto il mondo, dalla Cina al Giappone, eccetera, e giustamente ognuno mi dice qui ci sono delle abitudini e delle prassi e comunque delle consuetudini che vanno tenute in considerazione. Quindi conoscere anche questi dettagli qua è fondamentale. Quindi il progetto nostro si basa sulla collaborazione locale delle Camere di Commercio Italiane all'estero, ma per questa necessità, ma perché riteniamo che sia essenziale farlo. Altrimenti rimane la classica possibilità di esportazione di nuovi contratti, di nuovi contatti, basata sul forse, e logicamente le imprese in questo momento non hanno la capacità economica per spendere un qualcosa anche poco senza avere un minimo di possibilità di rientrare. Quindi quello che dico io è: facciamo il minimo investimento a livello di impresa sarda, ma facciamolo con un canale che logicamente ci possa dare delle possibilità di conclusione. Io sono un imprenditore, quindi sono il primo che dico: se spendo 500 euro voglio capire come recupero quei 500 euro. Quindi un po' questa è l'idea dell'imprenditore. Quindi io alle imprese sarde quello che sto proponendo logicamente è esportare i loro prodotti. Parliamo adesso della Malesia per quello che riguarda il discorso vitivinicolo e logicamente caseario. Poi tu ci dirai anche qualcosa in più su quello che è Malesia per il prodotto. Però diciamo che quello che io sto cercando di far capire è che per esportare le aziende sarde prima di tutto devono adeguarsi a una serie di situazioni fondamentali. Ho avuto modo in questi primi 10 giorni che abbiamo avuto i primi contatti, le prime adesioni, di chiarire alle aziende sarde che per esportare bisogna partire dalle cose semplici: un sito web in inglese, che è una presentazione fondamentale, una serie di tariffari, di presentazioni dell'azienda, dei prodotti in inglese. Quindi prima di tutto dobbiamo fare questo passo qua, dobbiamo cercare di essere pronti noi, aziende sarde, ad esportare non solo il nostro prodotto, ma anche la nostra azienda e il nostro, diciamo, la nostra presentazione in generale. Quindi questo lo ribadisco perché tu mi confermi logicamente che in Malesia, insomma, è inutile che ci presentiamo con delle cose in italiano o comunque messe un po' così. Quindi no, anzi, in realtà la Malesia rispetto ad altri paesi asiatici ha il vantaggio dove appunto la popolazione parla principalmente inglese. Essendo un'ex colonia britannica, la lingua del commercio e del business è l'inglese, quindi almeno da quel punto di vista ci si può accontentare dell'inglese, mentre invece in altri paesi è molto più difficile perché bisogna parlare thailandese, vietnamita, indonesiano, cinese e così via. Esatto, però diciamo che la mentalità che noi stiamo cercando di promuovere attraverso il progetto, questo progetto impegnativo, forse è anche molto ambizioso, è quello di mettere a regime, tra virgolette, le imprese sarde in considerazione che stiamo andando a presentarci nel mondo, cioè non più a Milano, non più a Roma, quindi stiamo andando a presentarci nel mondo, perché oggi la necessità delle imprese è un po' diversificare il mercato di vendita, e il fatto di essere presenti con diverse possibilità. È cambiato il commercio, quindi noi ci stiamo cercando di adeguare. Però ecco perché ho precisato: intanto le aziende sarde devono considerare questo primo, diciamo, movimento, che è quello di una pagina web e logicamente una serie di documenti che sono i classici: presentazione, prodotti, descrizioni in inglese. Per questo ci siamo sia noi dell'associazione qua in Sardegna, ma ci siete anche voi. Logicamente come servizio a pagamento potete tranquillamente dare la possibilità di un interprete, di un traduttore o comunque quello che può servire. Quindi questo è un altro dei punti importanti. E poi per noi la Camera di Commercio, in questo caso della Malesia, perché sei presente tu oggi, ma in generale sono comunque sia un sostegno importante per tutta la parte che poi riguarda la parte burocratica, fiscale, e diciamo tutta la parte che uno normalmente sottovaluta quando vuole fare delle cose, e invece sono da valutare prima e non dopo aver iniziato questo percorso. Esatto. Quindi questa è la logica del nostro accordo e diciamo, del programma che prevede proprio la vostra presenza. Allora, se voi andiamo avanti con la seconda parte, ci presenti un po' la Malesia, ci dai qualche informazione in più. Certo, adesso eccoci qua. Quindi questo è un po' uno snapshot della Malesia molto in breve. Immagino che non sia un paese particolarmente conosciuto. Giusto per dare un'idea, si trova tra Singapore e Thailandia, che sono due paesi solitamente più conosciuti. La Malesia in Italia è famosa per
per Sandokan. Esatto, In effetti, sì. ancora oggi ci sono i pirati in giro per il mare, però in realtà è un paese già in via di sviluppo, quasi considerato come un paese sviluppato, con una popolazione di quasi 33 milioni di abitanti, 4 lingue parlate, come dicevo prima, l'inglese, il malese, che è la lingua ufficiale del paese, ma anche il cinese e l'indiano, vista la forte presenza di immigrati cinesi e indiani del passato, quando ancora la Malesia era una colonia inglese, che sono poi diventati a tutti gli effetti cittadini malesi. Giusto per dare un'idea, si tratta circa di un 65% della popolazione malese musulmana, un 25% della popolazione di etnia cinese e quasi un 10% invece di etnia indiana. Kuala Lumpur è la capitale con 8 milioni di abitanti, il PIL del 2019 è stato di 313 miliardi di euro, con una crescita del 4,3% e un tasso di disoccupazione del 3,3%. Ovviamente quest'anno le condizioni non sono ottimali in tutto il mondo, è inclusa anche la Malesia, però c'è da dire che al momento sono riusciti più o meno a contenere lo spread del virus del paese, e l'anno prossimo dovrebbe esserci un buon rebound dal punto di vista del PIL e dell'economia. Le industrie principali che compongono l'economia malese sono quella petrolchimica e oleochimica, risorse naturali, dall'olio di palma alla legname, l'elettronica, automotive e anche aerospazio, e poi tutto ciò che riguarda tecnologia, IT e il digitale. È importante considerare che la Malesia è situata in una posizione strategica in ASEAN, l'ASEAN è l'associazione dei paesi del sud-est asiatico, la popolazione nel 2020 che ha raggiunto i 650 milioni di abitanti, con un'età media di 29 anni, quindi una popolazione molto giovane. Il PIL nel 2019 di tutta l'ASEAN è stato di 2,6 trilioni di euro, quindi più che l'Italia intera, un tasso di crescita del PIL del 4,9%, medio rispetto a tutti i paesi. È interessante, il PIL pro capite dal 2010 al 2020 è quasi raddoppiato, anzi è aumentato del 50%, passando da 2.900 euro a 4.100 euro. Da considerare invece investimenti esteri nel 2019 sono stati di 137 miliardi di euro. Quindi, ovviamente, essendo una regione in via di sviluppo, la presenza di investimenti stranieri è essenziale per lo sviluppo della zona, sia dal punto di vista economico, sociale, ma anche tecnologico e di innovazione. Da considerare ovviamente che rispetto all'Europa l'ASEAN è un po' diversa, nel senso che ci sono degli accordi commerciali e politici, ma non c'è una completa integrazione dal punto di vista doganale, quindi non c'è libero scambio di merci e di persone. È da considerare inoltre che i paesi che compongono l'ASEAN sono molto diversi. Si passa da Singapore, che è una piccola città-stato con un reddito pro capite altissimo, a paesi invece medi come Thailandia e Malesia, a paesi invece ancora con un livello di sviluppo molto basso come la Cambogia o il Laos, e altri paesi invece in forte sviluppo come il Vietnam, le Filippine e l'Indonesia. La Malesia offre vari vantaggi alle imprese straniere, infatti è stata classificata al 12° posto dalla Banca Mondiale nel 2020 per la facilità di fare affari, un report che si chiama in inglese Ease of Doing Business. Per le imprese straniere in particolare questo include la possibilità di possedere il 100% del capitale societario, il rimpatrio del 100% degli utili generati nel paese e anche la possibilità di assumere stranieri. I settori chiave dell'economia malese, come detto in precedenza, sono vari, questi sono un po' più estesi. Abbiamo macchinari e attrezzature, elettrica ed elettronica, informatica e digital economy, oil and gas, aerospazio, automotive, benessere e bellezza, alimentare e bevande. In generale questi sono i settori in cui l'Italia è presente ed è molto forte, tutti quanti, principalmente in realtà per quanto riguarda l'export, macchinari, attrezzatura elettrica e elettronica, c'è un forte interscambio tra i due paesi, così come anche oil and gas e aerospazio. L'alimentare, bevande, benessere e bellezza sono mercati ancora abbastanza di nicchia, perché comunque è un paese piccolo da 30 milioni di abitanti, però è in forte crescita. Considerando le aziende sarde
dove operano le aziende sarde principalmente, abbiamo deciso di concentrarmi sul settore dell'alimentare e delle bevande. Queste sono più o meno le 5 categorie di prodotto più popolari in Malesia per quanto riguarda il cibo, popolari nel settore dell'horeca, quindi hotel, ristoranti e caffetterie, ma sono sempre più richiesti anche nella grande distribuzione, soprattutto quest'anno, dove per via del Covid la gente ha iniziato a cucinare a casa più del solito invece che andare al ristorante. I formaggi più popolari sono ovviamente parmigiano e grana padano, mozzarella, provolone, gorgonzola e pecorino, ma stanno anche molto, molto bene di recente la burrata. Per quanto riguarda invece i salumi, abbiamo, come dicevo, oltre il 60% della popolazione musulmana, però comunque i salumi sono consumati e ricercati come alimenti premium dalla nicchia di mercato. La pasta italiana è presente in tutti i canali della grande distribuzione, ci sono tanti brand disponibili, nonostante la concorrenza indiretta di riso e noodles, quindi le alternative asiatiche più tradizionali. Per quanto riguarda invece i prodotti da forno e confetteria, abbiamo pasticcini preconfezionati, biscotti, cioccolatini, sono tutti presenti, sia prodotti italiani che non. Sono molto popolari i prodotti legati alle festività. Sembra strano, ma il pandoro e il panettone in questo periodo dell'anno qua in Malesia vanno molto forte e si trovano in tutti i supermercati. L'ultimo invece è l'olio d'oliva, è presente in tutti i canali della grande distribuzione. C'è, devo dire, parecchia concorrenza con l'olio d'oliva spagnolo, che è solitamente più economico. In generale viene percepito come alternativa più salutare rispetto ad altri oli tradizionalmente più utilizzati, ad esempio l'olio di palma, ma anche l'olio di arachidi, di semi, eccetera. Ma è comunque consumato e presente. Per quanto riguarda invece le bevande, direi che i due principali prodotti sono caffè e vino. Sul caffè, visto che non viene prodotto in Sardegna, non mi soffermo particolarmente, mentre invece sul vino è interessante sapere che c'è la crescita del consumo di vino è stimata al 7,5% annuo. Il vino rosso è solitamente preferito per il gusto tannico intenso e i benefici percepiti per la salute. I vini italiani sono fortemente presenti nel mercato premium, anche se in misura inferiore rispetto a quelli francesi, che sono i numeri 1 al momento, mentre invece nelle fasce di prezzo medio-basse c'è il predominio dei vini del Nuovo Mondo, principalmente Australia, Nuova Zelanda e Cile, ma recentemente sta aumentando la richiesta anche di vini italiani, quindi non solo premium, ma anche fascia medio-bassa inizia ad esserci richiesta per vini italiani. Volevo aggiungere sulla questione delle quantità. In realtà, appunto, come ho detto prima, la Malesia ha una popolazione abbastanza contenuta e soprattutto di maggioranza musulmana, quindi il mercato del vino non è ampissimo e quindi le quantità minime che gli importatori richiedono dalle cantine non sono elevate. Questo permette quindi anche a piccole cantine di poter lavorare in Malesia. Cioè, questo è tutto, questi sono i nostri contatti se qualcuno vuole avere maggiori informazioni. Lascio la parola di nuovo ad Alessandro per magari fare se ha qualche domanda. Sì, allora, ottimo, sì, tutto molto chiaro. Logicamente è un mercato, fra i primi che abbiamo esaminato, che sono la Spagna e la Repubblica Ceca, è un mercato completamente diverso. Quindi dobbiamo capire esattamente la logica di poter esportare i prodotti sardi. Tu sei stato molto chiaro, intanto a rimarcare il discorso che la maggior parte è musulmana, quindi sappiamo già le regole insomma, che esistono in un mercato del genere. Però hai evidenziato anche il discorso della quantità. Allora, è una cosa che già è emersa con gli altri colleghi di Spagna e Repubblica Ceca. Il prodotto italiano, in genere, eccetto i classici, però in genere il nuovo prodotto italiano è inteso proprio come un prodotto di buona qualità, a volte anche proprio di nicchia. Quindi in Spagna stanno nascendo molti negozi gourmet, o anche dentro le grandi distribuzioni e i centri commerciali ormai c'è il negozio gourmet. Quindi questo evidentemente è uno dei canali che noi vorremmo valutare attentamente per i problemi che la produzione sarda a livello di quantità non può garantire, ma sicuramente la qualità sì. Quindi ecco, mi farebbe piacere, ci sono anche lì, adesso non so in che città, ma se ci sono comunque nella nazione dei punti dove si è sviluppata questa abitudine dei gourmet, dei prodotti comunque di alta qualità enogastronomica.
Assolutamente sì, ovviamente principalmente a Kuala Lumpur, che appunto conta 8 milioni di abitanti, dove più o meno è concentrata la ricchezza, ma anche il numero di espatriati e di stranieri, che quindi la rende una città multiculturale, multietnica, dove diciamo, tutto è possibile, tutto si può trovare. Ci sono vari negozi di alimentari specializzati in prodotti italiani, fondati e operati da connazionali che vivono in Malesia da tanti anni. Ci sono tanti ristoranti italiani che ovviamente utilizzano prodotti italiani per i loro piatti. Devo dire, anzi, negli ultimi mesi, pur in mezzo al lockdown, al Covid, a questa crisi, solo a Kuala Lumpur hanno aperto 2 nuovi ristoranti negli ultimi mesi e un altro sta per aprire a breve. Quindi sicuramente la cucina italiana si sta crescendo tanto in tutto il mondo, ma soprattutto in Asia, dove ancora fino a poco tempo fa era ancora, diciamo, poco sviluppata. Quindi, diciamo, il mercato si sta cercando di raggiungere quello che è il mercato potenziale, era ancora sottosviluppato, devo dire. Quindi le opportunità ci sono. Chiaro, ripeto, la Malesia non è un paese enorme, quindi non ci si può aspettare ordini o quantitativi elevati, ma comunque ci si può aspettare dei quantitativi modesti ma continui. È un mercato che è in crescita. Quindi le aziende che sono in grado di investire anche in comunicazione magari verso questo paese hanno la possibilità di aprire il mercato e di avere successo. Sì, Enrico, una domanda importante, perché noi ne abbiamo parlato anche precedenti. Le aziende sarde hanno la possibilità, attraverso la Malesia, eventualmente di intraprendere anche nuovi rapporti con altri paesi adiacenti, vicini, diciamo, con i quali voi siete in contatto, in stretto contatto commerciale. Questo lo dico perché tu hai evidenziato che non è una grande nazione, però può essere una base per eventualmente poter promuoversi anche attraverso i paesi vicini. Dal punto di vista dell'export, in realtà ogni paese ha le proprie regole ed è molto complicato, se non potrebbe essere anche controproducente, magari pensare soprattutto sui vini e tutto ciò che l'alimentare che ha delle necessità particolari dal punto di vista della logistica, utilizzare la Malesia come centro di logistico. Perché una volta, se si parla di formaggio, una volta che il carico viene messo sulla nave e arriva nel paese, se bisogna aspettare che venga sdoganato in Malesia e poi inviato in altri paesi, non è possibile. Però invece è molto importante dal punto di vista della comunicazione e della presenza nella regione. Magari le aziende, quelle più grandi, ovviamente, quelle che possono permettersi determinati investimenti, sicuramente avere una persona basata in loco, basata in Malesia, che ha la possibilità di seguire tutti i mercati del sud-est asiatico, è un vantaggio competitivo non indifferente. Spero di essere... Ok, sì, certo, volevo proprio che tu spiegassi questo. Mm-hmm. Sì. Era questo che volevo chiarire, cioè nel senso che però hai dato una risposta chiara, cioè come punto strategico, diciamo commerciale, logicamente va bene. A livello logistico ci sono una serie di complicazioni che logicamente, soprattutto per il prodotto, in questo caso gastronomico, insomma, sono quelli che tutti conosciamo. Non è facile passare da una nazione a un'altra. Quindi perché sono d'accordo. Prodotti invece prodotti non deperibili, invece per i prodotti non deperibili invece è anche sarebbe più fattibile avere invece un centro logistico anche in Malesia. Da quel punto di vista posso aggiungere che il governo malese con la società aeroportuale malese, che è la Malaysia Airports Holding, offre vari pacchetti alle aziende che sono interessate a utilizzare le loro strutture come centri logistici, sia dal punto di vista anche degli spazi, ma soprattutto dal punto di vista dei sgravi fiscali, facilitazioni dal punto di vista dal punto di vista burocratico anche. Però ripeto, sul gastronomico non è molto fattibile.
Certo, no, giustamente lo evidenziamo, magari insomma, ci si arriva per logica, ma è sempre meglio chiarire, perché poi, come hai detto tu, ogni mercato e ogni nazione ha una sua realtà, quindi è bene capire come muoversi. Allora, io adesso dedico giusto un minuto per ricordare il progetto e far capire agli imprenditori sardi, perché il video che adesso stiamo mandando in diretta, che sono le 10 del mattino, logicamente ha una visibilità molto inferiore al classico pomeriggio delle 16, ma è un video che rimarrà disponibile sui vari canali e noi praticamente faremo girare attraverso le newsletter a tutte le associazioni di categoria sarde. Quindi manderemo questo nostro video in modo tale da diciamo suscitare l'interesse per eventualmente esportare anche in Malesia i prodotti sardi, però ci tengo a chiarire un po' anche i passaggi. Questa è una prima presentazione. Noi purtroppo per questa situazione Covid non abbiamo la possibilità di organizzare dei workshop o comunque incontri B2B fisici, quindi abbiamo dedicato tutto il nostro programma a dei discorsi digitali virtuali. Come ho detto all'inizio, logicamente traendo benefici soprattutto i posti più lontani che sono difficili da raggiungere sia per i tempi che per i costi che realmente ci sono. Quindi quello che noi faremo è, dopo questa presentazione, avremo del tempo per selezionare una serie di aziende sarde che rientrano nei requisiti più o meno che si sono previsti, e massimo saranno 4 o 5 o 6 aziende, non di più, per settore. Quindi queste aziende noi non faremo nient'altro che, una volta che hanno compilato una scheda di adesione disponibile sul nostro sito, valutare insieme alla Camera di Commercio italiana in Malesia, in questo caso qua, se sono interessate al mercato malese. Dopodiché le aziende avranno una risposta se i loro parametri, come abbiamo detto all'inizio, quindi possibilità di comunicazione in inglese, prodotti di interesse del mercato, eccetera, possono essere presenti a degli incontri B2B, quindi incontri a due con potenziali acquirenti malesi, e partiremo gennaio-febbraio con dei B2B organizzati in base alla disponibilità sia delle aziende sarde che dei potenziali buyer selezionati dalla Camera di Commercio italiana in Malesia. Quindi inizieremo degli incontri concreti. C'è un passaggio logicamente dal momento che noi chiudiamo questa diretta al momento che faremo il B2B, quindi organizzeremo gli incontri, che è quello della selezione. Alle aziende sarde noi non chiediamo, logicamente, sino a che non abbiamo dato un parere positivo che il loro prodotto, che la loro azienda, eccetera, possa avere potenziali buyer in Malesia, non chiediamo nessuna quota di adesione. Ci tengo a precisarlo perché qualcuno sta già mettendo in giro che noi stiamo chiedendo soldi, ok, senza poi dare la possibilità di incontrarli. Allora, vedete sul sito di Sardegna Rosso Blu è tutto molto chiaro. Si paga solo una quota associativa di 10 euro all'anno per far parte dell'associazione. Chi non lo è, logicamente, se l'azienda già fa parte non lo paga. E la quota di adesione ai B2B, quindi agli incontri con i buyer potenziali in base ai profili richiesti, in quel momento ci sarà da pagare una quota di adesione che varia a seconda del mercato, del tipo di attività, e comunque sono quote che noi al momento stiamo preventivando senza avere un contributo della regione che abbiamo chiesto ma non è stato ancora approvato. Quindi se la regione ci darà questo supporto economico, le aziende sarde potranno contribuire con dei costi veramente esigui, almeno per valutare la potenzialità del loro prodotto nel mercato malese. Quindi spero essere stato chiaro, perché qualcuno già, ma si deve pagare 200, 300, 400 euro. Si paga nel momento in cui la Camera di Commercio malese ci dice: questa è un'azienda che qua possiamo trovare dei buyer, qui è un'azienda che è organizzata per poter esportare il suo prodotto o comunque la sua immagine, la sua azienda. Solo in quel momento noi diamo un ok, sempre di comune accordo con i partner locali. Quindi attenzione, perché ci teniamo soprattutto a questo passaggio molto importante. La nostra è un'associazione non a scopo di lucro. Noi quello che interessa è avere associati nell'associazione, tant'è vero che facciamo pagare 10 euro all'anno per tutti i servizi che diamo, proprio per far capire che non è il nostro interesse fare business, ma il nostro interesse è che l'azienda sarda, in questo caso, offre prodotti nei mercati esteri e lo offre attraverso dei partner, in questo caso la Camera di Commercio italiana, logicamente in Malesia, per di più rappresentata da un sardo cagliaritano. Quindi questo è anche un qualcosa in più. Quindi. Esatto, quindi basiamoci su questa logica. Detto questo, io non so se tu, Enrico, vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ci salutiamo e iniziamo il lavoro dietro le quinte.
Se non ci sono altre domande, volevo giusto appunto dire, ho presentato prima i nostri contatti, quindi qualunque azienda che vuole maggiori informazioni su di noi, su quello che facciamo, siamo disponibili per fare anche delle video call senza chiedere nessuna fee, nessun costo di servizio, per dare un'idea più in dettaglio di quello che offre la Malesia e di cosa potrebbero fare qua le aziende sarde. Quindi dal punto di vista di una prima consulenza preliminare la possiamo fare senza problemi, per capire poi come aiutare nel dettaglio ogni azienda, sulla base del prodotto, dell'attività, del business model. E basta. Sì, esatto, questo logicamente lo faremo anche noi, daremo visibilità a quelle che sono le iniziative della Camera di Commercio vostra, sia attraverso il sito, ma anche una serie di newsletter che noi mandiamo. Normalmente in base a quello che è previsto dal protocollo d'intesa che abbiamo firmato, è proprio quello di divulgare i nostri servizi a tutti coloro che vengono in contatto con la nostra associazione. Quindi ci sarà il vostro logo che riporterà la vostra pagina se vogliono maggiori informazioni, quindi lo faremo con molto piacere, anche perché quanto avevamo previsto dall'accordo, insomma, di promozione reciproca. Quindi di sicuro. Enrico, ti ringrazio. Grazie a te, io do appuntamento alla prossima logicamente diretta, che sarà con Londra, quindi lo faremo direttamente con la Gran Bretagna. Poi ci saranno anche altre importantissime dirette, faremo sicuramente col Giappone, gli Stati Uniti, con New York, abbiamo addirittura anche la Cina in calendario, quindi faremo diversi incontri. Intanto Enrico, grazie ancora, grazie per essere venuto a Cagliari. Grazie a te. Spero di poter tornare fisicamente a Cagliari presto per delle vacanze. Bene, bene, ti aspettiamo e ci mettiamo al lavoro logicamente come abbiamo previsto. Certo. Grazie ancora, buona giornata. Grazie a te, a presto, buona giornata. Grazie. Ciao, ciao. Bene, chiudiamo la puntata, vi lascio, è una puntata un po' anomala alle 10 del mattino, però insomma ci auguriamo di farne tante altre, considerato il fuso orario, spesso ci troveremo a farle anche alle 8, alle 9 del mattino. Grazie a tutti di nuovo e buona Sardegna a tutti, ci vediamo presto.